Allora, la dottoressa Rolle ci ha illustrato queste tendenze, è riuscita anche a semplificarle, sono complesse, richiederebbero tantissimo tempo per essere spiegate, è anche molto interessante. Però, Presidente, mettiamo a terra, come dice lei spesso, cerchiamo di coniugare sul territorio e quindi realizzare almeno qualcuna di queste tendenze. Prima di essere sopraffatti. Sì, intanto bisogna fare tanta formazione. Ai nostri associati dobbiamo cominciare veramente a fare dei convegni su queste logiche di cambiamento, di tradizioni, di innovazione che vengono proposte appunto da una lettura anche dalla dottoressa Rolle, che l'ha spiegato molto bene. E quindi secondo me la prima cosa è appunto fare informazione, perché riesci a far capire come sta cambiando, evolvendo anche il mondo dal punto di vista sia del food, sia dell'artigianato, sia dell'industria, ma sia anche dei servizi. E quindi quello che serve secondo me è proprio la formazione. Quindi insegnarli, parlarne. Seguire, insistere, perché devi cambiare completamente le logiche che fino adesso sono state utili, sono state quelle che ti hanno permesso di andare avanti nella tua impresa, però oggi la devi vedere con una prospettiva completamente diversa, quindi devi essere anche aiutato in questo, perché e qui sarà il vostro ruolo. Ci vuole anche la creatività dell'imprenditore nel capire cosa e come si deve trasformare. Per questo dico che dobbiamo assolutamente essere preparati. E avere l'umiltà di farsi aiutare in questo. Caro Bertin, apprezzo lo sforzo che fate con l'associazione, perché siete sempre sul pezzo e fate nuovi studi sul futuro dell'economia, ma bisogna osservare anche il presente, perché se non sopravvivo oggi, come arrivo al domani? Credo che sia un associato questo. Sì, è quello che dicevo appunto, che dobbiamo prima di tutto cominciare a mettere in sicurezza anche le imprese che oggi fanno impresa, e dopo dobbiamo accompagnarle nel futuro, un po' alla volta. È un passaggio importante che si deve fare, perché la velocità del cambiamento oggi è talmente... È destabilizzante. Ecco, a volte invece che portarti avanti ti lascia indietro. Quindi dobbiamo noi come associazione fare questo tipo di lavoro. Ecco che è l'importanza del nostro lavoro associativo, quello di fare sempre incontri, fare sempre convegni, anche settoriali, per far capire appunto tutti questi cambiamenti. Noi abbiamo fatto un Ascon Day proprio 10 giorni fa, che è stato veramente molto utile, e questo dobbiamo farlo con più spesso e con più soggetti, con più imprenditori coinvolti. Il mio appello è quello di dire agli imprenditori: venite e partecipate, che così riusciamo a fare massa critica e così cominciamo veramente a fare un servizio che serve all'impresa. Poniamoci in relazione e definiamo un obiettivo comune. La missione dell'associazione è quella di creare relazioni, di coltivarle e di fare in modo che più persone che lavorano a un obiettivo comune raggiungano quell'obiettivo. Lo stesso è in azienda. Okay. È un approccio al cambiamento. Il cambiamento è una situazione ignota, futura, a volte non così tanto futura, ma di certo ignota, ambigua, che crea un sentimento di difficoltà, un sentirsi inadeguato magari, perché non prontamente formato al cambiamento o al nuovo lavoro che ci si prospetta. Sono d'accordo con il Presidente Bertin su quanto sia importante la formazione, la continua formazione e l'essere consapevoli di poter essere delle persone attive nella formazione. Come fare a sopravvivere? Poniamoci nelle relazioni, cerchiamo di contribuire col nostro bagaglio e personale e professionale all'obiettivo comune. Continuiamo ad esserci. Pensiamoci come soggetti attivi, ma non dentro un'azienda come può avvenire il cambiamento? Dentro l'azienda il cambiamento... Visto che lei si occupa di... Sì, allora,
Le aziende su cui ho la fortuna e la possibilità di contribuire con la mia presenza e la mia professionalità sono aziende in cui l'imprenditore e i dipendenti dialogano. Spesso entrano in conflitto, ma il conflitto fa parte della relazione. Imparano attraverso diversi strumenti che presento e su cui faccio esercitare le persone a gestire il conflitto, a gestire le proprie emozioni, a rendere la relazione efficace, propositiva. A cosa? Al raggiungimento dell'obiettivo lavorativo. Ma sono grandi aziende o piccole aziende, quelle piccoline? Grazie nostre? Elena per questa domanda. In maggior parte sono medie, grandi aziende. Questa è una sfida per le piccole e medie imprese, dove forse la natura spesso familiare fa pensare che la dinamica relazionale è già decisa, ma un conto è la dinamica relazionale, un conto è la dinamica organizzativa, sono due dinamiche diverse, vanno conosciute, riconosciute e gestite. Come si risponde alla complessità? Intanto proverei a fare un bel distinguo tra ciò che è complesso e ciò che è complicato. Sono due significati, due sensi diversi. Okay. Se il problema complicato ha bisogno, chiede maggiore esperienza, maggiore qualifica, okay. Il problema complesso chiede un ridimensionamento dei ruoli nella risoluzione del problema. E affinché questo avvenga, una collaborazione dei ruoli. Non è semplice, non è la ricetta perfetta, ma non è la ricetta più semplice. Assolutamente. È un cambiamento radicale anche per le piccole e medie realtà, dove c'è un vertice di carattere familiare, un imprenditore che magari non ha ancora fatto il passaggio generazionale, o ne ha fatto uno ma ha già raggiunto una certa età e diciamo che ha in mano le redini, non vuole cederle e di conseguenza tutto è incardinato in un sistema gerarchico. Sì, appunto, abbiamo parecchie realtà di questo tipo, è lì che dobbiamo agire, è lì che dobbiamo veramente far capire che l'evoluzione appunto è quella anche di fare il passaggio generazionale, ma non facendo ostruzionismo a giovane, ma bensì accompagnandolo perché possa anche vederla su una prospettiva diversa, fare anche il cambiamento che serve all'impresa, e invece abbiamo parecchi ostacoli anche su questo. È un passaggio culturale che dobbiamo assolutamente cercare di correggere, perché se vogliamo che le imprese continuino, se vogliamo che anche dal punto di vista proprio dell'impresa che vada avanti, che possa anche crescere, che possa fare rete, quello che diceva anche la professoressa Rolle, che dobbiamo cominciare anche a interagire tra imprese, capire quali sono i meccanismi più veloci per arrivare all'obiettivo. Sono tutte situazioni che noi in associazione le stiamo veramente cercando di mettere insomma a fuoco. Certo. Ecco perché ci avvaliamo sia della professoressa Rolle ma anche della dottoressa Marta Contro, perché sono persone preparate, sono persone che possono veramente aiutarci a accelerare il cambiamento e soprattutto anche i passaggi generazionali, che sono un altro ostacolo che abbiamo. Sì, magari ne parleremo anche in proseguo. Dottoressa Rolle, volevo darle la parola un po' per dare anche dei suggerimenti, dei consigli a un po' chi ci ascolta che ha un'attività lavorativa o che lavora all'interno di un'azienda, per riuscire a cogliere qualche spunto da tutto questo lavoro. Aspetti che c'è il volume, che non abbiamo il volume, se vuole attivarlo. Come diceva lei prima, sono contenuti complessi, come diceva la psicologa prima, la dottoressa Contro, complesso non vuol dire complicato, però richiedono sicuramente degli approfondimenti. Noi ci siamo abituati con Google a digitare, ad avere la risposta, e quindi giochiamo sempre al ribasso. Invece, se si vuole fare un cambiamento davvero, in questo momento la società ci chiede un cambiamento radicale, perché il mondo è cambiato negli ultimi 5 anni, è chiaro che non è una cosa da ricette facili, è una cosa che richiede una lettura della realtà dell'impresa, perché sennò prendiamo in giro gli spettatori, e del territorio e della situazione. Quindi
Sicuramente una cosa che io posso dire, ho la fortuna di aver lavorato con grandi aziende ma anche con piccolissime realtà, è che è sbagliato in partenza pensare che per la piccola realtà i contenuti importanti come i deep trend siano esagerati, siano altri, siano fuori dalla loro portata. Io penso che il grande lavoro che ha fatto Confcommercio lo scorso anno e quest'anno è portare alle aziende del territorio dei contenuti che normalmente sono contenuti che circolano nelle grandi imprese, nelle grandi multinazionali. Credo che sia una sfida importante e seria e giusta, perché non sono contenuti relegati ai grandi brand internazionali, sono invece contenuti che possono trovare una reale applicazione all'interno della realtà. L'esempio che ho fatto nella giornata, ho ricevuto diverse mail dalle persone presenti, che ho fatto nella giornata di formazione, era per esempio proprio quella di un dentista, di una persona che ha un'attività semplice sul territorio, magari con un qualche aiutante nel suo studio, e che però può applicare il deep trend Be Life Adaptive immaginando una serie di servizi collaterali all'interno della sua attività. Cosa vuol dire Be Life Adaptive? Vuol dire essere adattivi alla vita del mio cliente, al di là del servizio che gli sto dando. Quindi se io faccio un servizio di babysitting, e magari di babysitting in inglese nel mio studio, per così mentre la mamma viene da me a fare l'igiene orale, il bambino può giocare in una sala con una babysitter che gli parla anche inglese, perché in questo momento magari consideriamo importante la seconda lingua, e nel frattempo sempre il mio dentista mi dà la possibilità di condividere un calendario per organizzare meglio i servizi e magari mi dà un buono per il parcheggio, sto già facendo un lavoro Be Life Adaptive. Se i materiali che lui utilizza mi dice che sono alcuni materiali comprati da una realtà vicina del territorio, sto già facendo Be Life Adaptive. Come vede, la parola, la frase, il titolo forse, come dire, sembra difficile, come giustamente lei ha detto, ma in realtà stiamo parlando di ricette e modelli molto concreti. È chiaro che se io questo modello lo devo portare all'Adidas, l'Adidas, che è un'azienda internazionale, lo applica ad esempio facendo dei tappetini per i propri clienti musulmani che devono invece pregare durante lo sport. Come vede, sono due misure. Quando le dicevo che noi lavoriamo sulle forme pensiero, vuol dire che lavoriamo come se fossero delle geometrie del futuro. Il teorema di Pitagora lei lo può applicare su un triangolo piccolissimo e su un triangolo gigantesco. I deep trend si applicano allo stesso modo. Io questo lo dico davvero per far coraggio alle imprese che ci stanno seguendo. È un momento difficile, ma non bisogna considerare che azienda piccola voglia dire piccola capacità di cambiamento e piccola capacità di avere informazioni strategiche importanti. Ho visto imprenditori fare davvero dei grandi cambiamenti in attività molto piccole sui territori. Grazie molte dottoressa, la ringraziamo, il tempo è volato letteralmente, per cui sarebbe bello anche dedicarci altri appuntamenti, altro tempo, perché secondo me sono anche il singolo concetto, svilupparlo, la singola tendenza, con degli esempi come ha fatto adesso che possono illuminare molti di noi. Allora, grazie Presidente Patrizio Bertin di essere stato qui con noi, Confcommercio, di aver attivato questa che è una delle tantissime iniziative di formazione e di stimolo per tanti imprenditori, non solo. Grazie alla dottoressa Laura Rolle, cofondatrice di BlueX, che è stata collegata qui con noi. Dottoressa, grazie, buon lavoro. Grazie alla dottoressa Marta Coltro, psicologa del lavoro, che supporta Confcommercio nelle analisi e negli aiuti anche alle aziende piccole, medie e grandi del territorio. A voi telespettatori di aver partecipato, ci vediamo presto naturalmente. Grazie.